Siamo a margine della grande manifestazione che Trieste oggi ha voluto dedicare al tema delle grandi crisi industriali di questo territorio, crisi che coinvolgono migliaia di lavoratori che rischiano di perdere posti di lavoro. Siamo qui con Daniele che ha vissuto negli scorsi mesi la crisi Wärtsilä e vorremmo capire cosa ha funzionato della gestione della crisi Wärtsilä, come si è comportato il tessuto locale rispetto alle forze sociali, alla città, come si è reagito e che cosa poi ha portato questa battaglia comune delle forze sindacali della città interna. Sì, diciamo che la crisi della Wärtsilä dell'estate del 22 ha visto una forte reazione di tutta la città in tutte le sue componenti sociali, quindi non solo i lavoratori direttamente coinvolti ma anche tutti gli altri, a cominciare dai portuali che ci hanno aiutato nelle fasi più dure della vertenza bloccando le merci in partenza, e avevamo addirittura dalla nostra parte le associazioni locali della Confindustria e tutte le istituzioni. Diciamo che senza questo sforzo congiunto locale e a livello nazionale probabilmente non si sarebbe arrivati alle ipotesi di reindustrializzazione, prima da parte di Ansaldo Mitsubishi e poi quella definitiva di MSC, che poi è entrata a regime a metà dello scorso anno. Dal tuo punto di vista, al di là della unitarietà di intenti, nel momento in cui una crisi aziendale si apre, che cosa può fare la politica per prevenire il sorgere di queste crisi? Perché gli strumenti che poi sono a disposizione riguardano sempre ovviamente una tutela dei posti di lavoro, la tutela del reddito dei lavoratori, ma certamente sarebbe più opportuno intervenire preventivamente attraverso strumenti che non aprano le crisi. Cosa può fare un governo dal punto di vista territoriale e il governo centrale? Io non sono un esperto di politiche pubbliche, quindi mi viene difficile da considerarlo. Diciamo che probabilmente il fatto di poter avere una partecipazione dello Stato in alcune aziende strategiche potrebbe evitare ripercussioni sul territorio. Non dico di tornare magari alle aziende completamente nazionalizzate in stile Istituto Ricostruzione Industriale, però diciamo che una partecipazione mista che tenga conto anche non del fatto che le aziende debbano essere gestite come delle in perdita, ma che tenga conto del fatto che le aziende abbiano una ricaduta sociale, che debbano rispondere di ciò, forse potrebbe essere una soluzione per non invece andare a tamponare una crisi che già inizia e che poi diventa estremamente difficile da governare. Io sono totalmente d'accordo sul fatto che il ruolo del pubblico all'interno del mondo industriale non è quello di gestire dal punto di vista del consiglio di amministrazione, ma quello di dare delle linee di indirizzo, di investimento alle aziende. Tra l'altro ricordo la mia prima intervista con il Sole 24 Ore dal Ministro dello Sviluppo Economico, il titolo era "Patuanelli vuole rifare l'IRI". Ecco, non era proprio l'IRI che volevo rifare, ma negli anni in cui abbiamo avuto la possibilità di governare certamente abbiamo fatto sì che lo Stato investisse nel mondo produttivo italiano proprio con questa finalità, cioè quella di essere la maggiore garanzia di investimento su questi territori.